stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Va ora in onda Filo Diretto. A voi la linea. Grazie, ringraziamo la nostra Radio Libertà. Noi siamo l'associazione Ufficio Rapporti Sociali, un'associazione di volontariato a disposizione delle problematiche per i cittadini. Noi ci troviamo a Volvera, a None, in via Volvera 3, None, via Volvera 3, dal martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 14 alle 16 a disposizione. Chi vuole collegarsi con noi deve chiamare 328 07 15 232 oppure inviare delle email rapportisociali@libero.it. Noi appunto siamo un'associazione, voi ci conoscete grazie a questa radio, a disposizione. Come discorso base noi dobbiamo avere il codice della strada con tutte le sue novità eccetera, però parliamo anche di altre problematiche tipo la salute, l'ambiente e le situazioni anche diciamo per quanto riguarda pensioni, notaie, commercialisti, tutto coloro che avete bisogno ci chiamate e noi siamo a disposizione. Se volete avere qualche informazione potete adesso chiamare allo 02 92 94 72 e 22 oppure mandare dei messaggi alla radio che poi il nostro regista grandissimo ce li leggerà o sarà presente, è il 340 67 09 659. Con me come sempre, che è braccio destro e anche sinistro, c'è l'architetto Arturo Caligaro che oltre ad essere un grande professionista a livello diciamo tecnico è anche un politico della città di Moncalieri, dove purtroppo con il comune di Moncalieri e il comune di Torino lui è sempre in contatto e adesso gli dovrò dire prima grazie di aver accettato l'invito di essere con noi e poi dirgli anche che ci sono delle novità, caro Arturo, stampate ieri sera che riguardano le tue problematiche che hai detto prima. 10 mesi di cantieri per il sottopasso del Lingotto e sarà riaperto solo a fine estate, mentre invece abbiamo i ricorsi contro le multe dove il prefetto va contro il giudice di pace, quindi il giudice di pace raccoglie tutti i riscontri dei cittadini per evitare le multe. E terza cosa, poi concludo, ti do la parola Arturo, è che un quarto a mezzogiorno abbiamo con noi il collegamento, dovremmo avere con noi il presidente dell'Associazione Disabili Senza Limiti, Gianni Perigolo, il quanto parleremo dei campionati italiani agonistici di nuoto in guardia corta che stiamo organizzando noi, grande Arturo, sottolineo noi. A te la parola Arturo, benvenuto, grazie. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, un ringraziamento alla regia, un abbraccio a te Luigi. Incominciamo anche la prossima settimana con in mente delle notizie che per noi di Torino sono estremamente preoccupanti, soprattutto quella notizia che hai citato della chiusura del sottopassaggio del Lingotto. Noi a Torino siamo famosi a far durare i cantieri in maniera infinita. Il sottopassaggio del Lingotto è un'altra delle perle dell'amministrazione della città di Torino. Dopo aver chiuso via Nizza fino a Piazza Bengasi per 10 anni per fare i famosi 800 metri di metropolitana, per battere questo primato l'amministrazione comunale di Torino ha in mente di tenere chiuso il sottopassaggio del Lingotto ancora per un mucchio di tempo. Il sottopassaggio del Lingotto oramai è anni che viene chiuso in maniera alterna, una carreggiata o l'altra, oppure completamente nei periodi estivi e non solo per effettuare i famosi lavori di manutenzione, nonostante che in questo sottopassaggio si sia inaugurata la rotonda più grande d'Europa,
all'inaugurazione c'erano tutte le autorità con sfoggio di celebrità e di programmi per questa nuova rotonda che dovrebbe collegare il sottopassaggio del Lingotto alla città della salute, ma questo sottopassaggio del Lingotto, a parte le varie inaugurazioni, è sempre soggetto a lavori di manutenzione e di ristrutturazione, con i tempi che hanno impiegato e che ci impiegheranno per questo sottopassaggio, e in altri paesi ne avrebbero fatto uno nuovo. Ricordo sempre che il tunnel sotto la Manica l'hanno realizzato in 3 anni. Il ponte di Genova, che è un'opera un po' più significativa che non il sottopassaggio del Lingotto, sappiamo tutti quanti i tempi che ci hanno impiegato per realizzarla. A Torino no, le cose funzionano diversamente, hanno altre scadenze, altre norme, un altro modo di pensare, ma fondamentalmente perché questa gente seduta in via Palazzo di Città in qualche modo trascura i problemi della quotidianità della gente che deve spostarsi in macchina, soprattutto in una realtà come quella di Torino, dove abbiamo una sola linea di metropolitana e che questa metropolitana oramai è superata non dico tecnologicamente, ma dalle necessità dei cittadini, perché le aperture di nuovi tronchi portano più flussi di persone, di utenti alla metropolitana, e questo diventa insufficiente per l'utilizzo quotidiano dei cittadini. Non parliamo poi degli scioperi, non parliamo poi delle chiusure per manutenzione anche della metropolitana, perché andremo a toccare un tasto molto delicato e molto doloroso per i torinesi. Noi a Torino impediamo l'uso delle autovetture con i lavori infiniti, tipo il sottopassaggio del Lingotto, poi come tu ricordi sempre con le nostre corsie 30 per i ciclisti e queste altre amenità che ci hanno abituato per far sì che il cittadino venga scoraggiato all'utilizzo dell'autovettura. Sì, ma vedi, Arturo, io sono intervenuto perché ti voglio leggere cosa hanno scritto. Tu puoi giustificare se vanno bene queste giustificazioni loro, perché qui dice, caro Arturo, a parte i 10 mesi di cantiere eccetera, però lui dice che continuano i ritardi dei lavori di ristrutturazione del sottopasso di Lingotto, nodo cruciale per la viabilità cittadina. Ok, poi dice la questione è stata discussa in Sala Rossa, che io non so perché nessuno ci dice niente, Sala Rossa nel senso che c'è il sindaco di Torino, è comunista, però la Sala Rossa è proprio così per il comune di Torino, dove Pierlucio Firrao dice quello che è successo, cioè dice ha spiegato che i ritardi sono dovuti, Arturo, alle interferenze con il progetto di SMAT che sta ristrutturando il collettore fognario situato all'interno dei tunnel. Cioè poi tu devi spiegare se è possibile o non è possibile e se solo questo fa permettere 2 o 3 anni di lavori. Questi lavori hanno richiesto un adeguamento dei cronoprogrammi, ma i primi 3 lotti si sono conclusi positivamente, l'ultimo ad agosto 2024. Poi, tuttavia, i cartelli stradali che indicavano il 4 novembre come termine dei lavoratori di riferimento si riferivano esclusivamente al terzo lotto già completato. Quindi, quando noi anche tu hai detto che finiva a novembre, poi invece qua è stato rimandato quasi di un altro anno. Quindi, a ottobre è stato avviato il 4° lotto. Cioè, secondo me, dice giusto o no che mese scorso hanno iniziato il 4° lotto che prevede ulteriori interventi di rinforzo strutturale nel tratto tra via Ventimiglia e Corso Unità d'Italia. Quindi questo lotto, partito dopo la procedura di gara estiva, procede attualmente in linea con le tempistiche stabilite. Che ne dici? È giusto, non è giusto, è vero, non è vero? I tempi sono questi? Pensi che arriveranno davvero ad agosto del prossimo anno
e avranno risolto il problema. Ecco perché te l'ho voluto dire questo, Arturo, non per cattiveria, perché qui loro danno delle spiegazioni, sono quelle giuste, non quelle da fare, potevano essere risolte. Che ne dici, Arturo? Allora, noi vediamo, c'è un cantiere che spesso dimenticato in via Pio VII, dove questa autostrada delle acque, come la chiamano loro, la metropolitana delle acque, ha un cantiere che è lì insediato almeno da 4-5 anni, dove in qualche modo parte il nuovo lotto. Se tanto mi dà tanto e questa interferenza deve interessare il sottopassaggio del Lingotto, i cittadini di Torino e anche quelli che gravitano su Torino, che abitano nella periferia, devono rimanere molto preoccupati. Il problema, vedi, in Italia è che non c'è una pianificazione dei lavori, c'è un cronoprogramma che è stato fatto a suo tempo, poi ci si accorge che lì ci passano i lavori della fognatura o di questa autostrada delle acque. E tutto, a mio giudizio, tecnicamente era prevedibile prima, no? Quando fai un intervento chiami tutti i gestori dei sottoservizi, quindi le fognature, telefono, cavi telefonici, acquedotto, rete del metano e quant'altro, ti siedi attorno al tavolo e si chiama, ed è prevista dalla legge, conferenza dei servizi, proprio prevista dalla legge, e tutti i gestori di sottoservizi sono informati dei lavori che uno di questi enti intende fare in quel tratto. Allora, una volta seduti al tavolo, possibile che non sia emerso questo problema e in qualche modo fatto risolvere dai tecnici in modo da non creare disagi ai cittadini? Il problema è quello che si diceva prima, e questi amministratori, voi politici, voi dirigenti, non hanno a cuore i disagi che creano ai cittadini, per cui non programmano, la fanno così in maniera un po' raffazzonata, cioè arriva quello, ma state facendo i lavori nel Lingotto, ma guardate che anche noi dobbiamo passare lì, vabbè, allora allunghiamo di 3 o 4 mesi, così potete fare i lavori anche lì. Mi viene in mente, ad esempio, per la manutenzione stradale, non a Torino ma a Moncaglieri, la gestione del verde. A Moncaglieri ci sono delle strade collinari, delle strade che passano in mezzo alla campagna, ed d'estate sui cili delle strade cresce l'erba, crescono gli arbusti. Normalmente ogni anno crescono, quindi è prevedibile, non è un imprevisto. Ebbene, ogni anno fanno l'appalto per il taglio dell'erba. Cosa è successo quest'anno nel taglio dell'erba? La ditta arrivata seconda in questo appalto su una rete abbastanza consistente di strade come quella del comune di Moncaglieri ha fatto ricorso al TAR. Il TAR ha sospeso tutto. Allora, tutta quest'estate l'erba sui cigli delle strade di Moncaglieri non è stata tagliata. Le strade collinari sono diventate impraticabili perché il verde e gli arbusti hanno invaso le sedi stradali, quindi strade a 2 corsie sono diventate a malapena di una corsia. I pedoni che devono transitare, o i ciclisti, in quelle zone lì devono camminare in mezzo alla strada, quindi voi capite il rischio. Perché? Perché la ditta ha fatto ricorso al TAR. Ma è possibile che un comune di 60.000 abitanti non possa prevedere un effetto di questo, perché in tutti i casi, in tutti gli appalti le ditte fanno i ricorsi, e bloccare tutta la circolazione in alcune strade del proprio territorio? Possibile che un'amministrazione lungimirante non possa prevedere una soluzione B in caso di un inconveniente di questo genere? No, perché per quello che si diceva prima. Ma lo vediamo, Luigi, a Torino forse sono un po' più frequentate, ma a Moncaglieri sono state investite decine di migliaia di euro per realizzare le piste ciclabili, come a Torino, con opere, segnaletica, interventi agli incroci. Mi sono messo lì per curiosità a Moncaglieri una mattinata
proprio per verificare l'utilità di queste piste ciclabili. In una mattinata, mercoledì scorso, sono passate 3 biciclette, tra i quali 2 di queste lo facevano non per lavoro, per muoversi per lavoro, ma per diletto, perché avevano biciclette da migliaia di euro e che viaggiavano di sopra per fare l'attività sportiva. Quindi nella città di Moncaglieri, che poi siano finanziamenti regionali, europei per queste piste ciclabili, si sono investite decine di migliaia di euro, anziché destinarli al taglio dell'erba, alla manutenzione delle strade, a rattoppare le buche, per realizzare delle piste ciclabili inutilizzate. Perché io sfido chiunque a conoscere qualcuno che come mobilità per andare a lavorare usi la bicicletta. Stamattina tra l'altro c'era una nebbia incredibile a Moncaglieri, per cui io voglio vedere chi transita in bicicletta su queste piste senza vedere nulla, perché poi tra l'altro non sono illuminate, non sono adatte per la segnaletica della nebbia. Allora, in Italia l'ideologia fa spendere centinaia di migliaia di euro per realizzare delle opere inutili, e si realizzano abbastanza in fretta, no? Adesso la passerella di Corso Trieste, quella che tu ogni tanto ricordi, che porterà alla chiusura notturna di un'arteria importante come quella, viene rifatta la passerella per un semplice motivo: per poter consentire ad accedere alle biciclette a questa passerella. Per cui voi mi capite che si fa un intervento dove provocherà disagi ai cittadini, saranno investiti dei soldi pubblici per 4, 5, esagero, 10 ciclisti al giorno. Converrebbe mandarli a prendere in taxi questi ciclisti, con dei taxi appositi, per portarli dove devono andare, i lavoratori che si spostano in bicicletta, perché il 90% di chi utilizza poi queste piste ciclabili lo fa per diletto. Almeno a Moncaglieri e a Torino forse la situazione è diversa, questo me lo devi dire tu, Luigi, perché sì, io non però abito. adesso, Arturo, è inutile che facciamo troppe robe, perché ci sono vari argomenti, e prima della pausa ti faccio l'altra domanda, perché tu hai sempre fatto le proposte, però non so se sono state decise. Qui dice, occhio Arturo, ricorsi contro le multe, dove il prefetto li respinge e il giudice di pace le accoglie. Cioè, sai, la gente ci sta chiedendo, ma com'è sta storia? Allora, qui dice, basta che l'autovelox non sia, come ti ho detto l'altro sabato, omologato per non dover pagare una multa per eccesso di velocità. E tu come fai a sapere se è omologato o meno? Quindi la questione, negli ultimi mesi, più volte il centro di polemiche, e noi è da mesi, no, che ne parliamo, grazie sempre a questa radio, però lo dimostra l'esito dei molti ricorsi degli automobilisti sanzionati perché viaggiavano a più di 50 km orari tra i tuoi gruppi, caro Arturo, Chieri e Santena, in strada Fontaneto, dove da febbraio è presente un nuovo autovelox. Quindi tu magari l'hai già visto, dovrai spiegare agli automobilisti come comportarsi, perché io ne approfitto di te, perché oltre che essere, come ti ho detto, un tecnico, diciamo, a livello di architettura, sei anche un grande politico, sei il primo politico lì della città di Moncaglieri e anche di Torino, ecco. Quindi il prefetto li respinge, dice il prefetto Arturo: tutti i ricorsi che hai esaminato finora, ovvero 24, annuncia il sindaco di Chieri, che tu forse conoscerai, Alessandro Sicchero. Il nuovo comandante della polizia locale, Marcello Portogallo, arrivato in città lunedì 4 novembre, cioè da poco, il processo sanzionato è stato ritenuto legittimo. A detta di alcuni, soprattutto associazioni a tutela dei consumatori come la Globo Consumatori, non lo sarebbe. Quindi l'omologazione cosa significa? Che l'autovelox chierese, ecco perché te lo dico, come molti altri d'Italia, risulta approvato e autorizzato, ma non omologato. Quindi approvato e autorizzato, ma non omologato.
e i clienti che vengono da noi vorrebbero capire bene cosa vogliono dire queste cose, perché l'omologazione dovrebbe essere un'ulteriore verifica tecnica sul dispositivo, ma lo Stato non ha mai chiarito in base a quali criteri vada fatta. Per questo spesso non viene eseguita e questo ha creato spazio per diverse interpretazioni. E noi automobilisti non abbiamo bisogno delle interpretazioni, abbiamo bisogno delle cose serie, precise. Quindi la viceprefetta Antonella Cortese, che tu forse conoscerai, confermando una sanzione all'omologazione è del tutto corrispondente all'approvazione. Invece il giudice accoglie le proposte. Cosa dice? La pensano in modo diverso i giudici di pace, a cui i cittadini possono rivolgersi in ricorsi in alternativa al prefetto. Ecco perché vengono da noi, perché ti considerano pure giudice di pace, caro Arturo. Ormai hai strafatto. Negli ultimi mesi ne hanno già accolti diverse decine, sempre con la stessa motivazione, cioè opposta a quella della prefettura. Ecco perché l'ho letta prima, così adesso si capisce opporre a che cosa. Solo le apparecchiature omologate sono fonti di prova per determinare l'osservanza dei limiti, scrive il giudice Daniela Guerra, delle sue sentenze. Il ricorso pertanto deve essere accolto. Quindi c'è due righe per finire. Futuro incerto, che vuol dire che la questione non riguarda solo Chieri, ma molte città in tutta la provincia di Torino e non solo. Io credo che siano anche da altre parti, gli stessi prodotti, gli stessi temi, le stesse cose. Quindi su questo tema nelle prossime settimane sono attese dei chiarimenti, come sempre, però io non so se tu li hai visti o meno, da parte del Ministero dei Trasporti. Nel frattempo, Arturo, a Chieri non hanno dubbi, l'autovelox è un deterrente per chi guida troppo veloce, ribadisce il sindaco Sicchiero e il comandante Portogallo. Lo teniamo acceso, non c'è motivo di spegnerlo. Hanno ragione loro? Hanno ragione quelli che criticano o chi ha ragione? Dai, sei ancora 5 minuti, vai tranquillo. Ma in questo caso è palese un effetto, quello che si dice l'arroganza del potere, perché né sindaco né amministratori in qualche modo spendono dei soldi per sostenere le posizioni come gli automobilisti, no? Allora, gli automobilisti devono rispettare tutte le leggi possibili e immaginabili, quelle del codice della strada. Le amministrazioni invece possono in qualche modo, tramite nelle pieghe della burocrazia, non osservarle. Allora, se una norma dice che l'apparecchiatura deve essere omologata e non solo autorizzata, perché l'autorizzazione la dà la prefettura, l'omologazione è proprio la verifica che questo strumento sia conforme e sia equo nelle misurazioni, perché io posso mettere uno strumento che mi segna a tutti gli autoveicoli 30 km all'ora in più, pur essendo autorizzato, e quindi la prefettura ha autorizzato l'installazione dell'autovelo, ma non è omologato perché eleva sanzioni che autovetture che magari rispettano le norme. Allora le amministrazioni però fanno la voce grossa, fanno i forti con i deboli e poi sono deboli con i forti, no? Perché quando poi un gruppo di potere si impone, vediamo subito questi amministratori che sono così ligi e così determinati nei confronti dei cittadini automobilisti che sopportano la spesa anche non indifferente tra le varie tasse che pagano sull'automobile, sull'utilizzo dell'automobile, che riescono a mantenere queste amministrazioni e poi magari sono degli agnellini di fronte a gruppi di potere che intervengono. Allora, tu sai benissimo, l'hai già detto tante volte, perché l'opposizione a una infrazione, a una multa può essere fatta o alla magistratura o alla prefettura. Quello della prefettura ha il vantaggio che è gratuita, no? Però è la prefettura quella che autorizza gli autovelox, quindi se tu fai il ricorso alla prefettura per non pagare i soldi dell'avvocato, cosa ti succede? Vai dal prefetto e se il prefetto ha detto
autorizzato quell'autovelox, ovviamente ti boccia il tuo ricorso, mentre nella magistratura ci sono persone non coinvolte nel processo autorizzativo dell'autovelox, come il giudice di pace, che dà ragione agli automobilisti perché verifica la corrispondenza di quell'apparecchiatura alle norme di legge, no? E dice se non manca l'omologazione questa apparecchiatura non ha motivo di essere piazzata. Poi questa gente qua si maschera sempre dietro la sicurezza, la riduzione degli incidenti, e noi da decenni ribattiamo che se queste amministrazioni volessero veramente contrastare le infrazioni, hanno solo da mettere una pattuglia della polizia municipale in quel posto con l'autovelox, contestare immediatamente la sanzione all'automobilista e non tramite un'apparecchiatura elettronica, no? Quindi il problema è far lavorare dei funzionari pubblici, ma farli lavorare relazionandosi con i cittadini, no? Io ti fermo e ti contesto l'infrazione e sento le tue motivazioni, no? In quel momento lì. In quel momento lì ti posso chiedere, ma il tuo autovelox è autorizzato o è omologato o meno? Solo in quel contesto lì, però è già troppo difficile, c'è già troppo lavoro da fare, no? Quindi noi non vediamo più gli agenti della polizia municipale sulle strade, soprattutto dove le amministrazioni sono di sinistra. Quindi, Arturo, diamo lo spazio di un attimo lì la pubblicità, perché l'interruzione, sai, siamo alle 11:30, poi riprendiamo ancora, se vuoi portare avanti ancora quel discorso lì, perché c'è un altro nuovo che l'ho stampato il 13 di novembre, non tanti giorni fa, dove dice che si avvicina via libera definitiva. Vabbè, diamo un po' la parola alla regia, grazie. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. A voi la linea. Grazie. Allora, in attesa che quarto mezzogiorno dovremo collegarci appunto col presidente dell'associazione disabili, Arturo, che tu conosci, è il nostro collaboratore Gianni Feriga, no, dei Senza Limiti per il campionato italiano. Se vuoi dire ancora qualcosa su quello che abbiamo detto prima, altrimenti ti leggo quello che a tu dovresti dare anche qui definitive risposte positive o negative, perché qui dice che il nuovo codice delle strade, sempre per chi cambia e chi usa il monopattino elettrico, dove dice che ci sono qui già stabiliti, Arturo, obblighi e divieti, e dice che si avvicina via libera definitivo, quindi già atteso la prossima settimana. Quindi le regole sono, e tu le conosci a memoria, però quelle che hanno scritto 2 giorni, 3 giorni fa, Arturo, non tanto, dice: il nuovo codice è quello il tema che trattiamo come radio, lo sai, la nostra base. Dice: il nuovo codice della strada sta per diventare, dopo quasi 1 anno e mezzo di dibattito, la prima versione del testo era stata approvata a giugno 2023 dal governo Meloni e si avvicina via libera definitiva del Senato. A ottobre, io non mi ricordo più, era arrivato quello della Commissione Ambiente e già dice la prossima settimana dovrebbe iniziare la discussione in aula con l'approvazione finale. Quindi uno degli aspetti che cambierà di più sarà appunto l'utilizzo dei monopattini elettrici. Chi ne ha uno e anche chi lo noleggia dovrà fare attenzione a una serie di nuovi limiti e obblighi da rispettare. Necessario, Arturo, quello che hai chiesto è stato accettato secondo me, necessario indossare il casco, avere una targa, stipulare un'assicurazione,
vietato invece guidare sulle piste ciclabili nelle aree pedonali, quelle che parlavi prima, ammesso che in città ci siano o non ci siano. Ecco perché te lo leggo, perché di ieri, l'altro ieri. Quindi dove potranno andare i monopattini elettrici e dove sarà vietato? Guarda un po' se no quello che dici tu. Innanzitutto la circolazione. I monopattini elettrici non potranno uscire dai centri urbani, spiega, cosa che comunque non dovrebbe limitare più di tanto il loro utilizzo, dato che di solito vengono usati per spostamenti all'interno di un centro abitato, ma io li vedo anche diversamente, forse mi sbaglio, ma soprattutto saranno vietate le zone pedonali e le piste ciclabili, ritorniamo lì. Infatti questo nuovo codice della strada prevede che i monopattini possono circolare solo nelle strade urbane il cui limite di velocità va fino a 50 km/h. Niente piste ciclabili, come detto, e niente aree pedonali. A differenza del divieto precedente, ecco, questo potrebbe cambiare in modo significativo il modo in cui gli utenti dei monopattini si spostano. Oggi non è raro, infatti, che chi guida un monopattino usi in parte la strada, in parte le ciclabili, magari per evitare la vicinanza delle auto e degli altri mezzi di motore, e le zone riservate ai pedoni. Cioè, bisognerebbe fargli un corso, no, a chi usa il monopattino, peggio che la patente. Quindi le nuove regole sul casco, targa e assicurazione, quelle tre cose che noi abbiamo sempre chiesto e tu hai sempre spinto in radio. Allora, il capitolo che riguarda le dotazioni di chi guida un monopattino. Finora solo i minorenni hanno dovuto indossare il casco. Con il nuovo codice sarà necessario per tutti, Arturo. Non si pone la questione dell'obbligo di casco per i passeggeri e sarà infatti vietato trasportare altre persone oltre al conducente sul monopattino. Ecco perché te lo leggo. Uno sul monopattino, non 2 o 3. Infine, 2 aspetti che interesseranno soprattutto chi ha un monopattino di proprietà e non chi lo noleggia: la targa e l'assicurazione. Per quanto riguarda la prima, diventerà obbligatorio che il mezzo abbia un contrassegno identificativo, cioè credo che si riferisca a una targhetta adesiva plastificata che non si possa rimuovere o che sia stampata dall'Istituto Poligrafico dello Stato, perché lì poi andiamo a vedere le fotocopie che ci saranno, no? Come succede con i soldi. Quindi finisco, Questo non significa che dal giorno successivo all'approvazione della legge, prossima settimana, chi circola senza multa potrà ricevere la multa. Ci sarà un periodo di transizione in cui dovranno adattarsi sia i produttori e i venditori di monopattini, sia gli attuali proprietari. Ma quanto durerà questo periodo non è ancora chiaro. Sarà meglio che gli dici tu quanto può durare. A stabilirlo sarà il Ministero dei Trasporti con un apposito decreto che arriverà nelle settimane successive. E il Ministero dei Trasporti è anche un nostro collega, no? Mi pare anche di partito. Per quanto riguarda l'assicurazione, Arturo, l'obbligo sarà una polizza per la responsabilità civile, cioè l'RC. A questa potranno aggiungersi anche altre assicurazioni, ad esempio contro gli infortuni o contro il furto, ma non saranno obbligatorie. Perché non devono essere obbligatorie se commettono un reato, un furto, un danno? Comunque, anche in questo caso potrebbe volerci del tempo per adattarsi alle novità. Ad esempio, non è detto che oggi tutte le aziende di assicurazione siano pronte a fornire una polizza RC per il monopattino. Ma ti rendi conto, Arturo, di dove siamo arrivati? Cioè le assicurazioni non sono in grado di assicurare un monopattino. Cioè, divertiti adesso a rispondere tu, Arturo, finché non ci risponde, non ci chiama il presidente, vai tranquillo. Che ne dici di tutto questo? È nuovo, Arturo? Appena stampato. Dimmi, Arturo, vai. Sì, effettivamente tutte queste norme, queste sì che sono state fatte per la sicurezza dei cittadini, perché abbiamo visto l'anarchia che è in vigore fino adesso con questi monopattini e li trovi dappertutto. Li trovi quelli
in affitto, in locazione, li trovi sparsi anche nelle scarpate, nei cigli delle strade lontani dai centri abitati, perché la maleducazione dei cittadini arriva anche a distruggere questi mezzi. L'abbiamo assistito, ti ricordi, con le biciclette, no? Le biciclette del bici sharing, che fine hanno fatto? Le trovavi da tutte le parti smontate o quant'altro, perché purtroppo esiste della gente che non ha l'educazione per l'utilizzo di alcuni mezzi che sono condivisi. Allora, il periodo di transizione durerà, a mio giudizio, dovrà essere basato almeno di 6 mesi, anche perché devono fare dei regolamenti e delle interpretazioni, no, del codice della strada, perché tu giustamente hai letto quello che c'è scritto e giustamente l'hai sottolineato. Questi monopattini potranno circolare solo nei centri abitati, ma contrariamente alle zone pedonali che sono ben indicate dalla cartellonistica e dalla segnaletica, il centro abitato, soprattutto nelle nostre città del nord, qual è? Quando ad esempio i comuni non hanno hanno una soluzione di continuità da un comune all'altro, dove non si vede dove finisce un comune. Ti faccio l'esempio: tra Torino e Moncalieri, in piazza Bengasi, come fai a definire dove finisce il centro abitato di Torino e inizia il centro abitato di Moncalieri? E così in altre zone, no? Bisognerà mettere una segnaletica in ogni comune, in ogni strada, che non sia statale e provinciale, perché a quanto sembra su queste strade i monopattini non possono circolare, anche se alcune strade statali attraversano i centri urbani, quindi anche questo dovrà essere definito. Molte strade statali, soprattutto nelle nostre zone, attraversano il centro abitato e hanno il limite dei 50, quindi in queste strade potranno circolare i monopattini. Però capisci che ci sono dei problemi di definizione molto puntuale delle norme, altrimenti rimangono così delle norme campate in aria. Il primo punto. Il secondo punto, quello delle assicurazioni. Le assicurazioni non sono attrezzate perché non hanno dei dati storici sull'incidentalità di questi monopattini, no? Non avendo le denunce per risarcimento danni, perché non essendoci l'obbligo di assicurazioni, non sanno in percentuale quanti incidenti sono provocati da questi monopattini, per capire come stabilire i premi assicurativi per questi mezzi. L'altro elemento è che finalmente questi mezzi sono equiparati ai famosi cinquantini, con la targa dei cinquantini, quindi si ripristinerà la concorrenza tra chi magari vuole un motociclo, un ciclomotore da 50 centimetri cubi, un monopattino, e magari non diamo all'industria cinese la realizzazione di questi mezzi, ma magari in Italia abbiamo delle industrie che realizzano motocicli, no? Per cui si equiparano questi, e questa è una buona cosa. L'altro elemento, quello fondamentale, che a mio giudizio è sempre il punto vulnerabile di tutta la normativa: chi li controllerà? Chi controllerà tutte queste nuove norme, queste regole? Lo vediamo benissimo anche i servizi che fanno televisivi su alcune parti d'Italia, dove anche adesso sui ciclomotori si viaggia in 4-5 senza casco, per cui il problema è chi controllerà, e qui in Italia è il punto dolente, perché chi è abituato a osservare le regole, un cittadino corretto ed educato, pagherà l'assicurazione, metterà il casco, non andrà fuori dai centri abitati, quello che viene previsto. Molti, e lo sappiamo benissimo, non osserveranno queste norme in barba agli onesti, no? Perché in Italia ci sono i furbi e i fessi, no?
In Italia abbiamo molti furbi, per cui non essendoci un'azione di controllo delle amministrazioni o chi di dovere, ovviamente verranno penalizzati solo i cittadini onesti che osservano tutte le norme. Io non so cosa ne pensi tu, Luigi, ma io te l'ho letto, perché tu è da mesi, no, che davi anche indicazioni per come comportarsi. Quindi il fatto di guidare un monopattino, che sei, a parte Arturo, sono successi anche incidenti causati da loro, non solo gli automobilisti che li beccano, perché girano, non seguono il codice, cioè non conoscono non il codice della strada, ma cosa vuol dire avere la patente, perché secondo me quando guidi qualcosa per le strade devi avere per forza fatto scuola, devi capire almeno la segnaletica, cioè, lo sai che sulle strisce pedonali non possono circolare, devono scendere e andare a piedi o no? O ti prendi in giro? Sto dicendo una cazzata o è la verità? E invece quanti scendono e vanno a piedi a attraversare sulle strisce pedonali? Quando ti capita? Le hai viste tu a Chieri, a Moncalieri, dove giri tu come personaggio politico? Le vedi tu queste cose? Io qui a Torino non le vedo, e anche quando vengo da None a Torino, guarda, non ti dico come le vediamo, che attraversano davanti ai pullman, davanti ai tram, davanti alle macchine, cioè non c'è, ci sono le strisce pedonali. Quando il semaforo è rosso, loro invece di fermarsi lo attraversano con la scusa che col monopattino non danno fastidio, e invece è lì che bloccano le strade e succedono gli incidenti. Secondo te sto dicendo cazzato o è la verità, Arturo? No, stai rilevando una situazione che è reale, quindi c'è questa anarchia fatta da questi mezzi proprio perché non sono identificabili, ma analogo discorso va anche per i ciclisti, perché anche loro dovrebbero scendere dalla bicicletta per attraversare le strisce pedonali, però non ne vedi uno, per quelle poche biciclette che ci sono in giro che scende, anche perché hanno quei pedali che bloccano il piede proprio per riuscire ad andare più veloci, e quindi gli risulta complicato scendere dalla bici. Ma effettivamente li vedi che questi mezzi ne combinano di tutti i colori, loro passano col semaforo rosso perché sanno di godere di un'impunità. Un semaforo col vista red, un'altra domanda che io farò a chi dei nostri in qualche modo varerà questo decreto: riesce a leggere le targhe dei monopattini elettrici o no? Perché proprio per quello che dicevi tu, a conferma di quello che dicevi tu, in questa anarchia queste persone attraversano gli incroci con il rosso, con il rischio che c'è, e anche laddove ci sono i mezzi di rilevazione delle infrazioni delle targhe, no? Un automobilista, e tu l'hai ricordato molte volte, in corso Siracusa per svoltare a sinistra, quanta gente viene multata perché non riesce a capire bene qual è la direzione consentita, e anche svoltando a sinistra si prende la multa, no? Questi invece monopattini li vedi che passano tranquillamente, svoltano, passano in terza corsia o quant'altro, perché sanno di godere dell'impunità. La domanda sarà questa: ma queste targhe saranno leggibili dai nostri autovelox? Anche perché e qui voglio sempre spezzare una lancia su quello che succede ai nostri concittadini. Allora, l'Italia è stata la prima ad adeguarsi alle norme europee sulle targhe togliendo la provincia, oramai saranno 30 anni, 25-30 anni. Gli altri paesi della stessa comunità europea non si adeguano, quindi in Italia circoleranno le targhe dei monopattini, le targhe dei ciclomotori, le targhe dei cittadini italiani, che sono quelli che vengono sempre solo sanzionati, e le targhe dei cittadini degli altri paesi europei. Siamo tutti in questa grande famiglia, come vogliono farcela credere, di Europa, ma con targhe diverse. I nostri sistemi di lettura non sono in grado di leggere le targhe dei paesi. Arturo, preparati per la prossima settimana e vai avanti a discutere, perché abbiamo in collegamento il nostro amico e quindi il tempo vola.
ti ringrazio di aver accettato, ti ricordo solo di inviarmi quel documento che aspetto, e poi dopo a te la chiusura, Arturo. Un saluto agli ascoltatori, un ringraziamento alla regia, un abbraccio a te Luigi, a sabato prossimo. Buona giornata a tutti. Ciao, grazie. Allora, noi adesso mi pare che la regia ha detto che è collegamento Gianni Ferigo, il presidente dell'Associazione Disabili Senza Limiti. Gianni, sei in linea? Sì, Allora, sono qua. Ciao Gianni, scusa se ti Ciao. rompo le balle, ma mi dovresti chiedere, perché i nostri amici qui ci chiedono la storia, cos'è questa roba del 22, ti ho fatto parlare oggi così almeno il 22, 23, 24 novembre a Torino, lì al Palazzo del Nuoto, si svolgono i campionati italiani agonistici, cos'è il nuoto in vasta corta. Puoi spiegare bene di cosa si tratta, come partecipate e quali sono gli altri progetti e programmi? Grazie Gianni. No, figurati. Allora, diciamo che ha già introdotto Luigi quello che stiamo facendo. Allora, stiamo programmando e stiamo lavorando perché c'è molta mole di lavoro e quindi stiamo lavorando per il 22, il 23 e il 24 di novembre. Per la prima volta a Torino ci saranno i nazionali di nuoto in vasca corta in via Filadelfia, di fronte allo stadio, cioè in pratica nella piscina olimpionica. Cioè, quindi arriveranno più o meno di ragazzi 430 iscritti che faranno le gare e arriveranno 1200 persone a Torino per seguire, diciamo, i ragazzi, allenatori e i volontari e i genitori che portano questi ragazzi, che per 3 giorni a Torino ci saranno appunto queste gare che, come ho detto, per la prima volta a Torino verranno fatti questi gare di nuoto che sono i nazionali FISBIR, cioè quindi è l'associazione, cioè tipo lo Special Olympic o il CONI, proprio per i ragazzi con problemi, con diversità, diciamo, di problemi. E quindi questi 3 giorni saranno dedicati a questi ragazzi e quindi vogliamo anche dire che poi oltre a questo abbiamo anche in programma il 15 di dicembre, abbiamo in programma un'altra gara che è alla Parri, una gara di nuoto, quindi è una gara di nuoto che lì possono partecipare tutti quanti i ragazzi, anche quelli che non riescono a nuotare senza salvagente o senza cosa. Quella è una gara che viene fatta tutti gli anni proprio perché possono partecipare qualsiasi tipo di ragazzo, anche col salvagente o anche con l'istruttore di fianco. E poi abbiamo oltretutto il 22 dicembre ad Omegna verrà fatta una gara nel lago a Omegna per il secondo anno, che l'anno scorso è stata fatta, quest'anno viene fatta il 22 di dicembre ad Omegna. Ci sono già 480 iscritti, quindi arrivano da tutta Europa, non solo dall'Italia, ma anche da tutta l'Europa per fare questa gara in acque gelide del lago. Luigi, Gianni, scusa una cosa, Gianni, ma la gente che vorrebbe avere a che fare con noi, con la nostra associazione, cioè la tua come presidente, come fa per collegarsi, per parlare, per venirti a dare anche una mano ad aiutarti? Come devono fare? Poi dargli delle indicazioni? Basta solo che vanno su internet, si seguono il nostro sito, il nostro coso, sopra ci sono tutti i numeri del telefono, in pratica questo, ecco, il primo numero del telefono che esce da internet sul sito è il mio numero, quindi possono chiamare e io do tutte le informazioni che possono avere, ecco, cioè, quindi per partecipare o per venire a vedere o per anche volendo, abbiamo gente che appunto, meno male che abbiamo anche tanta gente che ci aiuta, perché purtroppo senza le persone che ci aiutano non potremo fare niente. Aiuto in volontari e aiuto in denaro. In denaro, che vuol dire, in pratica noi andiamo molto anche quel 5 per 1000, poi oltretutto, ecco, lo so, dispiace dire, però abbiamo tanti funerali che ci sono, che raccolgono i fondi, i soldi, vengono donati alla nostra associazione. Quindi ecco perché riusciamo a fare tutte queste cose che sono in programma, ecco. Ma praticamente allora su internet basta che cercano Senza Limiti?
senza limiti ASD, e viene fuori il primo numero del telefono, e questo qua il mio, quindi io posso dargli tutte le informazioni che in pratica vogliono. Guardi, stamattina sono partiti alle 7, sono andati fuori Torino, Orbassano, a fare un torneo di calcetto, quindi ecco perché dico, siamo sempre in movimento. Quindi, ma tu adesso dove sei? Ti ho disturbato? sono appena uscito dalla piscina, perché io sono appena uscito dalla piscina, che abbiamo il sabato mattina abbiamo 2 piscine che facciamo gli allenamenti, quindi gli allenamenti di nuoto. Quindi possiamo dire allora liberamente che se hanno bisogno chiamino il 333 804 80 41 613. Quindi, però questo numero, come aprono il sito o il coso, viene fuori questo numero. E quindi, certo, no, l'importante è sapere, perché la gente continua a chiedere, sai, vengono anche da me, te lo dico sempre, no? Perché ci considerano ormai una cosa unica, no? Sia la nostra associazione di ufficio rapporti sociali, che questa qui dei nostri senza limiti, i nostri ragazzi, diciamo, no? Diciamo che siamo a Torino siamo l'associazione più grossa del Piemonte, e siamo la seconda in Italia, ecco, quindi ecco perché non dirlo troppo, perché poi dicono che io sono superbo e me ne vanto, che non dovrei fare niente. Però voglio dire, in pochi anni siamo riusciti a avere un'associazione che su tutti i livelli è una delle associazioni, meno lo dice la gente che ci viene a trovare o che ci viene a vedere, ecco. Quindi comunque questo è. Gianni, io ti ringrazio e ti chiedo scusa di aver fatto perdere tempo, però ti ringrazio, e poi se capita vediamo il 22, il 23 o il 24, se riusciamo ad avere un attimo di tempo, magari ti rompiamo le balle direttamente dalla ma sicuramente, ma se voglia venire qualcuno anche della radio per fare una premiazione, ben vengano, visto che arrivano una montagna di politici, perché quelli anche se non li inviti arrivano. Quindi anche se venite anche voi, ci fate un grandissimo piacere. Grazie, bello. Bacione, mi raccomando. Ci sentiamo. Luigi, se hai bisogno di qualcosa, chiama. Stai tranquillo, anche tu. Mi raccomando, grazie per aver accettato l'invito. Sì. Ciao. Ringraziamo anche la regia, noi finiamo. Gli ultimi, se abbiamo ancora qualche minuto, quindi vorrei dire che c'è una battuta dove dice che la prima scura sulle auto a benzina già nel 2025, cioè tra qualche mese. Cioè ecco come l'industria europea si sta preparando, visto che noi siamo in Europa, dipendiamo dall'Europa, dobbiamo fare quello che dice l'Europa, e vabbè. Dal 2035, qui dice, si potranno vendere solo veicoli elettrici, ma già per il prossimo anno, 2025, è stato stabilito un obiettivo di riduzione delle emissioni nel settore molto elevato, che obbliga le aziende ad aumentare notevolmente le quote di mezzi ecologici, ma gran parte delle case automobilistiche non sono ancora pronte e rischiano multe salate. Io do le informazioni, poi sabato prossimo i tecnici vi spiegheranno di cosa si tratta, perché le case automobilistiche europee sono in affanno nel tentativo di rispettare le scadenze imposte dall'Unione Europea nella sua roadmap verso l'addio a diesel e benzina. Oltre alla data fatidica del 2035, quando nel mercato potranno essere emessi solo veicoli elettrici, c'è un altro target di medio termine che incombe sul settore e che sta spaventando più di un'azienda. Sabato prossimo ve lo faccio spiegare meglio. Io ringrazio ancora la nostra radio. Vi ricordo che noi siamo l'associazione Ufficio Rapporti Sociali, ci troviamo a None con i nostri tecnici esperti in via Volvera 3 e il telefono è 328 07 15 232, l'email è ufrapportisociali@libero.it. Siamo presenti martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
dalle 14 alle 16 a vostra completa disposizione. Ringrazio la nostra radio Libertà, ringrazio il nostro regista che è favoloso e soprattutto gli ascoltatori e chi ha bisogno solo da chiamare, e noi siamo sempre e comunque a completa disposizione a titolo gratuito. Grazie e buona salute a tutti, buona giornata e grazie alla nostra grande Radio Libertà.